Andiamo a vedere la città del grande Pavarotti. Siamo Modena. arrivati a Modena. Qua ci troviamo all'interno del Palazzo Ducale, mercato Albinelli. Seguiteci. Questa è un'antica macchina in cui torrefavano il caffè. Adesso andiamo a vedere la torre. La torre, il campanile. Via. Venivano date anche delle sentenze di morte e la prima pietra di questo duomo è stata posata nel 1099. Il Duomo di Modena, raffigurato alle mie spalle, è denominato un libro di pietra. Ragazzi, guarda dove vi portiamo. Amici follower, Ma soprattutto amici, oggi facciamo un giro shuttle velocissimo. Andiamo qua vicino. siamo qui a Modena. Andiamo a vedere la città del grande Pavarotti. Daremo delle nozioni molto importanti perché ho fatto una tesi su Modena, La farina del tuo sacco. tutta farina nel mio sacco. E oggi è anche una giornata un po' particolare ed è Tuo compleanno. Piani al mio socio? 29. 29. Malissimo. Sì. Siamo fermi a fare la nostra sosta a caffettino, Come al solito. come al solito, come procedura. C'è una buona brioche. Amici, Follower. ma soprattutto Amici. siamo Modena. arrivati a Modena. Sta un po' più viginando. Ma abbiamo già fatto un furto, vedete? Adesso andiamo al centro. Cosa è? Questa è la chiesa. Sai la chiesa? Allora, questa è una chiesa, attenzione. Allora, è il tempio monumentale di San Giuseppe. Oh. Come potete vedere, questo era un confessionale e serviva perché il parroco doveva sapere i fatti di tutti i cittadini. Qua ci troviamo all'interno del Palazzo Ducale, che come vedrete è in stile barocco, si aggira al periodo di costruzione del 1634 da un noto duca, Francesco d'Este. Adesso vedremo anche la ripresa dall'esterno e per la sua grandezza è una delle più prestigiose regge a livello europeo. Oggi invece è sede dell'Accademia Militare di Modena dal 1678. Molto informato. So tutto. Questa è una famosa torrefazione di Modena che fa parte delle botteghe storiche, ovvero queste attività che hanno sede da più di 50 anni nello stesso luogo, con gli stessi arredi, le stesse insegne e anche le stesse persone che ci lavorano dentro. Come la caffetteria di Come prima. quella che abbiamo visto prima, perché a Modena ce ne sono parecchie di queste botteghe storiche e pensate che sono un patrimonio proprio della città di Modena. Questa è un'antica macchina in cui torrefavano il caffè, ora non più funzionante ma messa in vetrina come bellezza, insomma. Allora, qua siamo al mercato Albinelli, che è un mercato dove ci sono tutte le culture culinarie della città di Modena. Adesso andiamo a vedere che negozi, che botteghette sono aperte. Seguiteci. Socio, dopo questa piccola parentesi di aver scrutato un attimo la cittadina con la pioggia, andiamo a mangiare. Sì, dove andiamo? Osteria Modena Rossi. Hai già prenotato? Prenotato e vedremo poi i nostri giudizi. Ecco. E daremo la nostra recensione. Certo, come al solito, per vedere se abbiamo mangiato bene o no. Amici follower, Ma soprattutto amici.
Che dire? Mamma mia, che mangiata, una roba grande. Abbiamo mangiato benissimo, preso un antipasto. Un antipasto misto di affettati. Molto buono, con degli gnocchi fritti. Poi di primo abbiamo preso, allora, la Melissa ha preso delle tagliatelle a ragù bianco di prosciutto crudo. Invece noi abbiamo preso dei tortelloni con del ripieno di ricotta e con la crema di mascarpone, con dentro una cialdina di formaggio grana, bello biscottato sulla piastra, e un filino di grana sopra. Squisitissimo. Buonissimi. Delle patate al forno e una fritturina di tutte verdure miste. E per concludere, dolcezza, Dato che era il tuo compleanno. abbiamo preso un buon dolce col mascarpone ed era tipo un tortino di cioccolato, un mix di cioccolato caffè. Tutto questo deglutito con un buon prosecchino offerto dalla casa. Gentilissimi, Cosa dire di più? Se volete andare, andate lì a mangiare, ve lo consigliamo, ma veramente, veramente. Facciamo rivedere di nuovo Rossi. il biglietto da visita dell'osteria, Osteria Rossi. Vi lasciamo un attimo in sovraimpressione perché sono anche su Facebook e su Instagram. Adesso andiamo a vedere la torre. La torre, il campanile. Via! Sono incantato, pensa che nel 1997 la cattedrale, la torre ghirlandina, c'è scritto qua ghirlandina, giusto? Non ci sbagliamo. Non ci sbagliamo, e Piazza Grande sono stati dichiarati patrimonio UNESCO, pensate. Qui ci troviamo innanzi alla pietra ringadora, che in dialetto modenese voleva dire arringa, cioè dove salivano le persone a fare dei discorsi per tutta la folla di questa enorme piazza. E qui sopra venivano date anche delle sentenze di morte, tipo a voi l'ardua sentenza. E qui giocavano anche a golf. Qui ci troviamo dinanzi alla Porta Regia, che è la porta principale del Duomo di Modena. Alle mie spalle, vedete? Questo Duomo è un esempio di arte romanica e la prima pietra di questo Duomo è stata posata nel 1099 e sono stati proprio i cittadini di Modena a volerla costruire questa chiesa per dare una casa alle spoglie del loro santo, di San Gimignano. Pensate che l'architetto Lanfranco e lo scultore Viligelmo insieme hanno creato questa meraviglia e ogni 31 gennaio dell'anno vengono mostrate le spoglie di San Gimignano a tutti i compaesani di questa bellissima città Modena. E pensate che il Duomo di Modena, raffigurato alle mie spalle, è denominato un libro di pietra perché raffigura nei suoi 4 bassi rilievi il libro della Genesi. Potete vedere ci sono le spoglie proprio del santo di Modena.
bella sala, ragazzi, guarda dove vi portiamo, al Bennis Bar, che lo cercavamo perché tutto Mocha è tutto chiuso, tutto Mocha meno Mocha è chiuso. Amici follower, Ma soprattutto amici, siamo arrivati anche oggi, alla fine di questa giornata. molto bella, molto intensa, Siamo partiti col maltempo, abbiamo trovato il sole. diciamola tutta. Abbiamo portato il sole Ricordiamo ai nostri amici di iscriversi, ma soprattutto dateci una mano ad arrivare a 1000 iscritti. Dateci una mano, arriviamo insieme a 1000 iscritti, è un traguardo che dobbiamo porci. Quindi non solo guardate i nostri video, ma cliccate iscrivetevi, che è molto importante. e se vi piace, mettete un mi piace. Esatto. Vi ricordiamo sempre che i nostri video escono. Alla domenica alle 13:30, Con questo vi ringraziamo per la visione. il vostro supporto e a domenica prossima. Ciao! Ciao! Pensate che il buon Lanfranco e il buon di Dicembro l'architetto Gianfranco, No, Gianfranco. l'architetto Lanfranco, pensate che l'architetto Lanfranco e lo scultore Viligembro Vigligelmo, pensate che per fare questa chiesa ci sono messi insieme due signori, lo scultore Gianfranco e lo scrittore l'architetto. Pensate che l'architetto Viligembro e Gianfranco. l'architetto Lanfranco, pensate che l'architetto Lanfranco e lo scultore Viligembro Viligelmo Lanfranco e lo scultore Viligelmo, pensate che l'architetto Gianfranco, pensate che l'architetto Lanfranco e lo scultore Viligelmo, lo scultore Viligelmo insieme hanno creato questa meraviglia. E tu in 2 secondi l'hai distrutta.